Io non la vedo come un atto di imperio e la vedo anche un po' come un fallimento, no? Cioè dover scrivere un'ordinanza sapendo che la stragrande maggioranza dei veneti si comporta bene. Questa è la premessa del governatore Zaia all'ordinanza in vigore da sabato fino al 3 dicembre e concordata con i colleghi di Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia per contrastare con ulteriori misure gli assembramenti visti lo scorso weekend. Ribadito l'obbligo di indossare la mascherina quando si esce di casa, il nuovo provvedimento consente lo svolgimento di attività sportiva, motoria, le passeggiate presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, mantenendo sempre la distanza di sicurezza e in ogni caso al di fuori di strade e piazze del centro storico delle città e località turistiche. L'attività motoria, la passeggiata, la corsetta, si vanno a fare nelle aree periferiche, non si va nei centri abitati e questa è una preghiera che facciamo ai cittadini. Non si va a fare la vasca, lo struscio nei corsi principali, non si va al mare per andare ad affollare le spiagge. Regolamentato anche l'accesso agli esercizi di vendita consentito ad una persona per nucleo familiare. È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture da parte dei soggetti con almeno 65 anni alle prime 2 ore di apertura dell'esercizio stesso. Sospese nelle scuole primarie e secondarie le lezioni di ginnastica, canto e strumenti a fiato. Novità poi per bar e ristoranti. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge dalle ore 15 fino alla chiusura dell'esercizio, cioè alle 18, esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o area al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi. Nei giorni prefestivi e festivi chiuse le grandi e medie strutture di vendita, sia esercizio unico che con più attività, compresi i parchi commerciali. Nei festivi chiusi anche tutti gli altri negozi, salvo farmacie e alimentari. Il sabato le grandi e le medie strutture di vendita e quindi centri commerciali o outlet, eccetera. La domenica, oltre a questi, chiudono anche tutti gli altri negozi, tranne gli alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le edicole e le tabaccherie. Nelle competizioni sportive che si svolgono in Veneto, gli sportivi e tutti gli accompagnatori possono accedere se in possesso di una certificazione di aver svolto il test in un periodo di tempo non anteriore a 72 ore prima della gara. L'ordinanza avrà l'intesa del ministro, col quale ho parlato stamattina, del ministro Speranza, che condivide, e c'è un'interlocuzione col Presidente del Consiglio per delle misure economiche